lavorare sui dati che abbiamo a disposizione al nord, al sud della nostra terra, per poi decidere e proporre che cosa fare, qual è la fase successiva. Lo diceva Vincenzo l'ultima volta che l'ho visto la sera prima che andassi via, e lo dicevo in un minuto in un intervento, mi pare è stata invitata da amici che sono qui, e dissi: stiamo facendo un grande lavoro, ma bisogna superare la ritualità, quindi passare alla progettazione. Quello che emerge è che nella nostra, cioè nella terra del sole, dell'acqua, del vento e nonché della longevità, pare proprio che non ci sia spazio per la salute. Questo è veramente drammatico. Io vorrei fare, per capire anche che cosa sta succedendo in questi decenni, qualche cenno storico, soprattutto per i nostri ospiti, gli studiosi che vengono da fuori. Che cos'è che non ha funzionato in Sardegna? Quindi negli ultimi 60 anni praticamente, con l'industrializzazione forzata, e non solo l'industrializzazione, questo ha coinciso anche con la militarizzazione dei nostri territori, che sono state due maledizioni che hanno marciato parallelamente, è iniziato proprio all'insegna della civilizzazione, ha preso inizio la tragedia per noi sardi. Per cui quell'aspetto della bellezza, della salute dei nostri territori e della longevità, oggi possiamo dire che sia davvero tutto ad altissimo rischio. In nome proprio del superamento della povertà, a fine anni 50 si pensò di proporre e di importare, e di porre con la forza il petrolchimico dei fratelli Moratti. Quindi vediamo cosa è successo nel nostro grande sud. È il più grosso petrolchimico in Italia, ha devastato una terra che è una terra tolta all'agricoltura, alla bellezza, perché era un posto che era un paradiso, tutta la zona di San Roque e dintorni, con un mare splendido. È stato tolto quel territorio dall'agricoltura ed è da lì che oggi noi, anche col progetto Terravia, ripartiamo. Noi dobbiamo ripartire da quelle che sono le nostre attività legate alla nostra tradizione. La Sardegna non può vivere, anche il turismo non può vivere qui da noi se noi non rilanciamo le nostre attività tradizionali, che vuol dire la pastorizia, l'agricoltura, restituire la salute e il decoro alla nostra terra. Sono arrivati 2 piani di rinascita in quegli anni, 2 piani di rinascita che hanno portato in Sardegna fiumi di vecchi miliardi di lire, sempre per con l'alibi di far superare ai sardi il sottosviluppo. Di fatto, a distanza di tanti anni, quello che è successo qui da noi è che siamo più poveri di prima, e il Sucesi dell'Esiente parla chiaro, è più povero di prima. Quindi a povertà si è aggiunta nuova povertà, perché c'è stato un forte consumo del territorio, l'avvelenamento dell'ambiente e purtroppo il dramma a carico della salute di quelle collettività, dove i dati sono davvero inquietanti. Però oggi capisco che siamo molti colleghi a fornire dati scientifici su quello che sta succedendo sulla nostra salute, e per cui ci sarà chi aggiungerà anche qualcosa, ma non voglio io adesso entrare in merito ai dati. Voglio dire che è significativo il fatto che proprio nella zona di Porto Scuso qualche anno fa l'ASL avesse pubblicato una circolare rivolta alla cittadinanza, consigliando di differenziare quelli che erano i prodotti dell'agricoltura locale da quelli importati, consigliando alle famiglie di non somministrare quelli locali ai bambini di età inferiore a 5 anni. È gravissimo quello che ci stanno dicendo, perché se un bambino aveva 6 anni poteva somministrarli, erano prodotti assolutamente avvelenati. Quindi oggi quello che sta succedendo da noi, cioè quella storia che ha marciato
sulla speculazione energetica, perché tutto lì c'è, ma non c'è la speculazione energetica. Le stesse lobby che hanno gestito le fonti fossili oggi si appropriano delle fonti alternative rinnovabili, attenzione, per le alternative gli fa parte per tradizione, compreso il nucleare, delle rinnovabili, o addirittura sappiamo che la Saras, e Vincenzo ne parlava moltissimo del discorso del CIP6, che addirittura viene legalizzato questo abuso che era diretto alle aziende che ricorrevano alle fonti energetiche rinnovabili, e la Saras se ne appropria. Perché cosa? Dimostrando la trasformazione assolutamente tossica dell'ultimo prodotto della lavorazione di petrolio. Quindi qui siamo totalmente alla follia. Sono gli stessi signori della Saras che poi, dopo che hanno distrutto l'aria, il mare, ci hanno distrutto la terra, pensavano anche di tribellare, per cui il nome è così molto sardo per il progetto Eleonora, che chiaramente si ispirava a Eleonora Arborea, avrebbe distrutto a quel punto anche il sottosuolo. Meno male ci sono state forti reazioni da parte delle popolazioni locali di ISDE, Medici per l'Ambiente, che è stato in prima fila in questa battaglia, per cui molte battaglie in Sardegna abbiamo iniziato a vincere. Il polo altamente inquinante del sud-ovest della Sardegna quindi si chiama Saras, ma non è solo Saras. Abbiamo il polo industriale di Macchiareddu, abbiamo sempre a Macchiareddu il grande inceneritore del CACIP, e dopodiché si continua anche con tutto, poi c'è l'Euralumina nelle successive aziende. Giulini, sì, la nuova Saras. Sì, no, che poi c'è anche il Porsilli con quegli scandalini emergenti, per poi continuare con l'occupazione militare, ne parleremo domani di questo argomento, che porterà e spingerà questa grande area della Sardegna ad alto inquinamento sino alle porte dell'Oristanese, quindi vuol dire che è immenso. Però c'è anche un rischio, è che mentre noi ci distraiamo su quelli che sono i siti e le fonti di inquinamento più eclatanti, parliamo di Saras, quindi di Eulumina, parliamo di Cacci e così via, ci sfuggono quelle fonti che sono diffuse nel territorio. Parliamo delle discariche oppure parliamo sempre di inceneritori CACIP, ma abbiamo il cementificio di Sanazzai, che è una tragedia per quelle collettività e che sta producendo malattie, sta producendo morte. Quindi bisogna stare attenti quando noi ci concentriamo troppo su quelle che sono le fonti più note. Noi purtroppo abbiamo una situazione in Sardegna che è un far west. In Sardegna non ci sono regole, meno che in altre regioni d'Italia, e questa è la ragione per la quale non si esita a investire qui in Sardegna. E le grosse aziende come le società per azione, Saras, ha una fortissima connivenza con la classe politica. Noi non dobbiamo aver paura di dichiarare questo, per cui noi abbiamo poteri economici che si incrociano con i poteri politici, a quel punto non se ne esce più, per cui dobbiamo agire. Scusate questo mio intervento che non è molto scientifico, ma è perché bisogna a mio avviso cercare di andare anche oltre sulla base del grande lavoro su cui noi possiamo contare. La carenza tra l'altro dell'interesse della giurisprudenza sempre in materia di salvaguardia ambientale e le collusioni con le multinazionali, anche neanche questo ci aiuta. Per cui tutto questo ha contribuito a generare la devastazione del territorio, ad alterare l'equilibrio del nostro ecosistema, che ormai è sempre più fragile. Si viola la Costituzione, oggi si parla tanto, ma questi qui stanno violando la Costituzione, lo stanno facendo già da un pezzo, perché la Costituzione, che me lo sono anche appuntato, ha dei principi basilari. L'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'autorità sociale
o in modo da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, e già il principio è violato. Poi c'è l'articolo 9 sulla tutela del paesaggio e il 32 proprio sulla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Cosa sta succedendo? Che oggi se un cittadino è danneggiato solo perché vive a ridosso dello stabilimento petrolchimico, e c'è il caso abbastanza conosciuto, io me ne sono occupata in prima persona, Romanino, caso Romanino. Questa è un'azienda, erano delle server che hanno fallito perché erano a ridosso del petrolchimico, quindi sono state fortemente danneggiate dall'inquinamento ambientale, hanno fallito, hanno chiuso, dopodiché è iniziata un procedimento giudiziario che sta andando avanti felicemente. Lì abbiamo fatto degli studi proprio sulle acque, dico abbiamo perché ho partecipato a questo lavoro, per cui in definitiva un laboratorio indipendente, tra l'altro si è occupato fuori dalla nostra terra, quindi lontano da ogni sorta di tentazione di rischio. Per cui hanno individuato 16 metalli di alluminio, antimonio, arsenico, berilio, boro, cadmio, mercurio, c'è di tutto, se ne ha zinco, selenio, uranio e così via. Al di là dei gruppi sono stati nitrati, eccetera. Questo cittadino che è stato danneggiato da una grossa azienda non è stato difeso da nessuno, non è stato difeso dalle istituzioni, non è stato difeso dal sindaco della comunità che, io lo ribadisco, ha le responsabilità penali in ambito di salute ambientale e delle popolazioni, per cui quando un cittadino si ammala per esposizione a inquinanti può creare qualche problema al sindaco, per cui i sindaci devono stare molto attenti. Questo ad esempio è uno di quei casi che invece è stato abbandonato dalla giurisprudenza, è stato abbandonato dall'istituzione. Comunque, non voglio stare qui adesso a parlare di che cosa è responsabile la SARAS sul fronte dell'inquinamento, quali patologie ha scatenato, perché è molto complesso, anche perché non c'è solo SARAS. C'è appunto, ho fatto l'esempio di Sanazzai per toglierlo, questo cementificio, dal buio, perché queste situazioni stanno cadendo nell'oblio con la scusa che non destano scalpore. Quindi niente, per tutta questa storia. Poi c'è il problema grosso nostro sardo è del ricatto occupazionale. Noi non possiamo ancora vivere di pane avvelenato, è lì che noi dobbiamo entrare e sostenere i nostri lavoratori. Noi non possiamo permetterci il lusso di perdere un solo posto di lavoro, ma ci sono i processi di bonifica. Le bonifiche attendono, e le bonifiche sono dei processi molto seri. Gli americani sono dei grandissimi esperti, fanno tutto bene e nel male le cose per fare portano avanti sino in fondo, bonifiche comprese. Da noi il problema della bonifica è un'idea così molto blanda, per cui quello che voglio dire è che dalle bonifiche, dalla rinaturalizzazione dei nostri territori, del nostro ambiente, cioè da lì c'è forse la fonte occupazionale più certa, e per tutti i livelli di istruzione, di professionalità e così via. Quindi qui chiaramente ci sono delle responsabilità che vanno oltre il problema dei cittadini o delle associazioni ambientaliste o delle associazioni scientifiche e così via. Lì è la politica che deve intervenire e deve assolutamente trovare soluzione. Qualcosa vorrei dirla in merito al discorso dell'inquinamento dell'area Cagliari. Si tace, cioè Cagliari è una città molto esposta ai venti, nel bene e nel mare. Quando il vento soffia verso la città, vuol dire che questa sorta di aerosol costante 24 ore su 24 è a base dei prodotti tossici della SARAS, nonché quelli dell'inceneritore del Carci. Non possiamo attribuire la diossina alla SARAS perché sarebbe un errore, ma alla Carci sì. Quindi le centrali
Le centraline sono una grande farsa, sia perché non è vero che esistono centraline di ultima generazione super efficaci, perché non è vero. Le centraline, ancora non esistono centraline in grado di misurare quelli che sono i PM più insidiosi, 2,5 in sotto, ma non sono neanche contemplati. Per cui gli addetti ai lavori, quando parlano di PM, parlano di PM10, che sono quelli meno, meglio evitare anche quelli, per carità del cielo, però sono meno insidiosi di quelli di diametro decisamente più sottili che non vengono contemplati. A Cagliari si stanno registrando un incremento delle patologie tumorali e dei tumori dell'apparato linfatico anche in età pediatrica, per cui ci dobbiamo allarmare, ci dobbiamo preoccupare anche dell'area di Cagliari. Però quando noi parliamo il discorso che è sulla Sara, se invece bisogna fare un discorso assolutamente panoramico su tutti quelli che sono stati i modelli di sviluppo, che l'unico sviluppo che hanno prodotto è quello dei loro profitti, quindi profitti per pochi ben sviluppati e malattie e distruzione territoriale per l'ambiente e per le popolazioni. Sono veloce, Fluorsid è una chicca perché è uno scandalo recente. La Fluorsid, proprio di fronte ad emergenze, sono andati incontro a dei procedimenti giudiziari che sono ancora in corso, e questa brava gente addirittura attribuiva le grandi nuvole di sostanze tossiche ai venti sabbiosi che arrivano dal Sahara. E con questo io chiudo. Quello che voglio dire è che, se è vero che la nostra terra è una terra di grande sofferenza, dove ci stanno togliendo tutto, ci tolgono la salute, ci stanno togliendo la bellezza, ci stanno togliendo tutto, è anche vero, nonché la longevità, di cui la scienza a livello mondiale ne discute, però noi abbiamo la preoccupazione che questo nostro bene sia purtroppo a scadenza. Ma quello che non deve morire è assolutamente la speranza, se no anche per l'ISDE non avrebbe senso lavorare tanto, tirar fuori tanti dati, se poi non nasce una speranza su queste cose. Per cui dobbiamo passare ancora, fare un salto a una situazione successiva anche di progettazione di proposta. Grazie.